Giordano Sanginiti è rimasto ucciso per colpa esclusivamente delle profonde ed estese buche nell'asfalto della nuova strada regionale del Santo. La condotta del 21enne di Milano alla guida della sua moto è stata ineccepibile. A dirlo la perizia di parte effettuata dai tecnici nominati dal giudice per le indagini preliminari che confermano la tesi dei genitori del giovane morto lo scorso 4 febbraio all'altezza dell'uscita di Cadoneghe lungo la strada regionale del Santo. Queste le conclusioni della consulenza tecnica che vedono nell'incuria del manto stradale la causa dell'incidente mortale. La perizia era stata disposta nell'ambito dell'incidente probatorio. I risultati sono stati discussi nell'udienza in tribunale a Padova. Giordano Sanginiti, studente di medicina proprio nell'Ateneo Patavino, è stato disarcionato dalla sua moto dopo aver centrato con la gomma una buca profonda sull'asfalto. I suoi genitori hanno puntato fin da subito il dito contro le condizioni della strada e contro un cartello che solo a ridosso segnalava la presenza della buca pericolosa. La famiglia del giovane presenterà ora un esposto. Nel fascicolo, aperto per omicidio stradale, sono stati iscritti 2 funzionari di Veneto Strade.